La carità verso i poveri, gli abbandonati, i sofferenti, gli emarginati, oggi sembra che l'unico interesse sia quello delle processioni e tante volte si può discutere sulle modalità con cui vengono fatte o di portare una divisa che più che servizio ai poveri significa potere da gestire. Essere fedeli alle origini significa anche aprire il cuore perché ricchi delle tradizioni precedenti possiate scoprire o occupare nuovi spazi dove la fede diventa visibile attraverso la carità. L'arcivescovo di Agrigento e il cardinale Francesco Montenegro ha voluto scuotere le coscienze, riportando i confrati a riscoprire le origini delle confraternite. Questo l'incisivo input lanciato dal cardinale durante la 24esima edizione del cammino di fraternità tra le confraternite dell'arcidiocesi di Agrigento, svolta quest'anno a Palma di Montechiaro. La giornata si è aperta con un momento di preghiera nella scuola media Tomasi che ha ospitato le 32 confraternite sulle 55 esistenti in provincia per una presenza di circa 900 persone per riflettere insieme sul tema Le confraternite, le opere della misericordia. La parte iniziale ha visto un primo momento di cordialità con l'offerta totalmente gratuita da parte delle attività commerciali palmesi della prima colazione a tutti gli intervenuti all'evento. La confraternita del Santissimo Sacramento di Palma di Montechiaro, con la sua segreteria organizzativa, ha fatto gli onori di casa, introducendo i lavori per voce del governatore Calogero Paternò. Ha poi preso parola il presidente del centro diocesano delle confraternite Rosario Sutera Sardo, il sindaco della città Pasquale Amato, Don Gaetano Montana, arciprete della Chiesa Madre, e Don Rino Lauricella, delegato arcivescovile. La parte centrale dell'incontro, prima del cammino, l'ha tenuta Roberto Clementini, vicepresidente nazionale delle confraternite in Italia, con una relazione dal tema Le confraternite e le opere di misericordia. Dopo la relazione è iniziato il cammino delle confraternite verso la scalinata della Chiesa Madre, dove il cardinale Francesco Montenegro ha celebrato l'Eucarestia. Nell'omelia, come detto, Don Franco ha voluto sottolineare l'importanza del ruolo dei confrati, richiamando all'aspetto più misericordioso. Alla fine della messa, il governatore della confraternita del Santissimo Sacramento, fondata dal duca Carlo Tomasi nel 1638, che ha organizzato e pianificato la manifestazione insieme all'arcidiocesi di Agrigento, ha consegnato all'arcivescovo e ai rappresentanti delle confraternite un ricordo della giornata, una tela rappresentante la Chiesa Madre, il logo del Giubileo straordinario della Misericordia e della confraternita del Santissimo Sacramento. Dopo la benedizione in processione, i vari confrati e consorelle presenti hanno accompagnato insieme ai devoti portatori l'immagine della Madonna del Castello presso il monastero delle Benedettine, dove l'immagine della Vergine rimarrà per la venerazione dei fedeli sino alla domenica prima dell'Ascensione. La celebrazione, a cui hanno partecipato circa 3.000 persone, si è svolta in un silenzio sacrale e attenzione da parte di tutti i partecipanti.